Da chi vi sentite traditi, accoltellati alle spalle? Beh, sicuramente dal governo della Repubblica Italiana, che continua con slogan a promettere mille cose alle forze dell'ordine, non solo in termini di potenziamento di quelli che sono i mezzi operativi per cercare di sconfiggere il crimine, ma ci sentiamo comunque traditi anche da tutta una classe politica. La spending review si abbatte anche sulle forze dell'ordine. Nel piano di tagli nazionale del governo, 24 presidi fondamentali per la sicurezza in Veneto sono destinati alla chiusura, non rami secchi dell'amministrazione dello Stato, ma veri capisaldi del controllo del territorio in tutte le province, soprattutto fra Venezia, Padova e Rovigo. Commissariati di polizia, squadre nautiche, uffici di polizia stradale e di polizia ferroviaria e in particolare gli uffici della polizia postale, fondamentali nella lotta alle truffe informatiche e nel contrasto alla pedopornografia. Previsti tagli sono sulla bocca di tutti. Vogliono chiudere interi settori operativi della Polizia Postale, della Polizia di Stato, uno tra tutti è la Polizia Postale, che segue reati telematici, la pedopornografia perché comunque è conosciuta da tutti, e sicuramente chiudendo tutte le sezioni di Polizia Postale ci sarà un abbattimento dell'operatività della Polizia di Stato. 24 realtà in meno. Il controllo ed il presidio si avviano verso una drastica riduzione in un Veneto che vede crescere la percezione dell'insicurezza a causa di furti e rapine. A chiedere che vi sia almeno un presidio di polizia postale per ogni provincia la consigliera regionale della Lega Nord Arianna Lazzarini, che impegna la Giunta Veneta ad intervenire presso il Ministero dell'Interno. Insicurezza e scarsa tutela degli agenti. La denuncia delle forze dell'ordine è chiara. A Padova i sindacati di polizia promuovono un sit-in a sostegno dei colleghi coinvolti nei disordini dei giorni scorsi con un gruppo di giovani dei centri sociali. Oggi riteniamo opportuno difendere la professionalità di questi operatori che tutti i giorni garantiscono la sicurezza dei cittadini nei servizi di ordine e sicurezza pubblica.